Va proprio di Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, stiamo parlando di questa grande incompiuta del Veneto, l'idrovia Padova-Venezia, di cui ci siamo occupati in tante trasmissioni qui sulla nostra emittente, perché è un'opera che ci sta particolarmente a cuore. Mariano Zamboni diceva che ci sono delle novità sì, dell'ultima ora. Diciamo fresche. Stamattina nel BUR, bollettino ufficiale della Regione, è uscita la composizione della commissione che giudicherà i 7 diciamo, proposte di progetto che sono arrivate, e tra i componenti, quindi era una nostra richiesta precisa come comitati, la composizione è fatta da un ingegnere Pinato del Genio Civile, ma soprattutto dal professor Dal Paus. Beh, che è stato uno dei grandi sostenitori, no? Dei grandi promotori dell'idrovia ma una persona Padova-Venezia. assolutamente slegata da ogni corrente politica, per cui è una persona sulla quale noi puntiamo molto come persona attendibile. A tal proposito noi come comitati riuniti, promosso da Legambiente, 6 circoli Legambiente, abbiamo stilato un documento che si proponeva proprio di migliorare questo progetto che veniva presentato con una portata a nostro dire insufficiente e con delle imbarcazioni prese da riferimento assolutamente non compatibili con le vie di navigazione interna. E questa proposta che noi abbiamo posto, l'assessore Conte l'ha sposata in pieno quelle che sono i dubbi dei sindaci, ma anche le nostre osservazioni. È chiaro che un conto è una dichiarazione pubblica, un conto sono i documenti scritti, per cui noi la Regione la richiamiamo a una conferenza servizi che vogliamo sia indetta più velocemente possibile. Conferenza servizi, ecco, spieghiamo cosa serve. Serve praticamente a mettere attorno a un tavolo tutti gli attori economici, ambientali, istituzionali, a partire dai sindaci, che danno la loro opinione sull'opera. Quindi certamente vogliono l'opera su misura per il territorio. L'opera che noi chiediamo è certamente di salvaguardia idraulica ed è il motivo di questa serata fondamentale. Certo. Certamente con una portata, noi chiediamo, lo chiedono i sindaci, di 450 metri cubi, non 350, che diventa insufficiente saldo nord-sud di Padova. Certamente noi la chiediamo navigabile, perché questo permetterebbe di togliere dalla strada tantissimi mezzi pesanti, e poi la vogliamo come valvola di sfogo anche dal punto di vista ambientale, quindi deve essere un percorso di carattere ambientale, deve avere le caratteristiche anche di bacino di irrigazione al bisogno. Quindi tutte una serie di caratteristiche che la rendono positiva come opera. Certo, nel nostro documento vanno prese in considerazione anche le perplessità e i problemi che pongono dei territori tipo quello di Mila e Venezia, dove scorre e va a finire l'opera. Quindi certamente grandissima attenzione alla parte ambientale, alla parte che riguarda questi territori. Questo è fondamentale. Certo, volevo sentire l'opinione di Luigi Bisato in proposito. Idrovia Padova-Venezia, come dicevo, un'opera di cui si discute da tantissimo tempo, è determinante per il nostro territorio, secondo lei? Direi che è determinante. Io penso che siamo in una fase nuova, nel senso che per anni si è discusso da più parti dell'eventuale completamento, ma non è mai entrata nell'agenda politica regionale. Adesso questi passi lasciano intravedere la volontà di metterla in una priorità selettiva rispetto ad altre, però ricordo sempre che servono, una stima magari insufficiente, 400 milioni di euro per completarla. Probabilmente non sarebbero nemmeno sufficienti, perché poi ad esempio se aumenta la portata, i ponti già sono esistenti già stati realizzati sarebbero vabbè, può essere, qua ci sono vari punti di vista, è chiaro che qualcuno può avere anche una disamina che è diversa dalla mia. Comunque io rimango sui macro numeri, perché quello poi serve per il bilancio regionale. Qua serve darsi priorità. Allora è vero che la Regione è intervenuta in molti casi attraverso lo Stato nel momento dell'emergenza, e che ha ultimamente anche messo in cantiere delle opere significative. Il bacino di laminazione di Caldogno ne è un esempio.
non basta, ed è chiaro che nelle priorità di intervento sui bacini idrografici che riguardano il Veneto non possiamo non pensare di avere solo l'idrovia. Però certamente l'idrovia io penso debba rappresentare una delle priorità fondamentali per il Veneto, non per la provincia di Padova o per i territori rivieraschi di Padova e di Venezia. Quindi si arrivi velocemente a una comunanza di intenti, smussando le difficoltà che sono emerse a livello territoriale. La conferenza di servizi potrebbe essere un buon punto di partenza. Io mi aspetto di rivederci a un tavolo. Ecco, questo è l'unico compito che mi assumo, che non è come dire insignificante, però, perché ho l'impressione che per molti anni tutti abbiano portato un loro contributo di idee, ma che non si sia mai riusciti a fare sintesi. Perché, ritornando ai grandi ragionamenti fatti stasera, se uno ha la gestione delle acque minori e si occupa di quello, magari lo fa nella maniera più compiuta, ma di quello si occupa. Se uno si deve occupare della gestione delle arginature, di quello si occupa, ma deve esserci qualcuno che ha una visione d'insieme e che mette assieme tutti gli elementi che devono stare al tavolo. È un qualcosa che qualcuno deve assumersi la responsabilità di fare. Certamente non è un compito delle province, ma le province, secondo me, potrebbero diventare come dire, uno stimolo perché qualcuno a livello regionale si prenda la briga di far questo. Non so se sono stato vago nel dire che non è solo la voglia di fare, bisogna arrivare al livello di trovare le risorse, però bisogna anche metterci la buona lena di andarsene a cercare le risorse. Giustamente prima si diceva, a livello europeo ci sono delle risorse che aspettano di essere traghettate verso il Veneto per questa funzione. Mi permetta di chiamarla assessore, vorrei aggiungere una cosa, che eventualmente il costo del completamento dell'idrovia è inferiore ai danni che un'alluvione può provocare. Già questo dovrebbe far considerare la necessità ai politici di realizzare. Ma io non ho detto infatti che non debba essere fatta, io ho detto che era una precisazione. Nel bilancio dell'anno prossimo la Regione dovrebbe trovare 400 milioni, la vedo un'impresa difficile. Piuttosto difficile. Le opere si possono fare anche con finanziamenti stratificati. Quello vuol dire dottor Crivellato, se mi consente un secondo, un'ultima novità che mi ha telefonato il segretario della nostra associazione proprio prima di entrare in trasmissione, mi ha detto che la senatrice De Pin, trevigiana del gruppo misto del Senato, ha presentato un emendamento allo Sblocca Italia per inserire il finanziamento del progetto della idrovia in modo che sia terminato entro il 30/12 del 2014 e per rendere cantierabile l'opera entro il giugno del 2015. Questa qui è un emendamento proposto, però adesso noi ci riserviamo anche il diritto di critica contro quei politici, quei parlamentari che respingeranno questo emendamento. Questo bisogna tenerlo presente, signori, perché allora vuol dire che c'è gente che è pessimista. Prego? È pessimista? No, io spero che abbiano l'intelligenza e l'onestà intellettuale di approvarlo, perché se qualcuno respinge questo emendamento allora... Non sia pessimista, Va bene. Ruvolato. Dascanio, lei che idea ha dell'idrovia Padova-Venezia? Insomma, io nella mia piccola esperienza che facevo anche con il consorzio, nel quale ho avuto il piacere di essere, nel senso che è un posto dove si capisce un po' di più di questo. Credo che tanti di noi, se escono dalle case e vanno a vedere effettivamente come funzionano certe cose, questo poi aiuta un po' tutti. Nell'attesa noi pensavamo sempre di utilizzarla intanto come invaso, visto che c'era, che fosse utilizzato, e poi pensavamo magari la regia può mandare, abbiamo le immagini dei tratti che sono realizzati. Prego. E quindi utilizzarla al massimo, soprattutto anche da quel punto di vista immediatamente, e quindi ottimizzare quella cubatura che c'era. Poi facevamo anche un piccolo, guardavamo alla possibilità di utilizzarla come strumento per irrigazione nella vicina Saonara e zone limitrofe, perché sicuramente un'area produttiva specializzata come quella di Saonara poteva essere senz'altro beneficiare di questo tipo di... Certo, mi rendo conto che quando poi ci sono troppe cose
troppi interessi differenti, poi si fa difficoltà a scegliere la strada quella maestra. Credo che comunque, ripeto, in tutti questi anni abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto, il cabotaggio, si può, non si può, il porto di qua, il porto, come si fa, perché c'è tutta, diciamo, anche una logistica intorno, perché non è che si può pensare di caricare, diciamo, se non c'è tutta una logistica attrezzata, c'è l'interporto vicino, ci sono tante idee che lavorano. Io credo che in questo momento probabilmente nella sensibilità collettiva ci sia l'esigenza della sicurezza rispetto alle problematiche di questi giorni che abbiamo visto, e quindi credo che questa debba essere la linea guida in questo momento. Mi rendo conto, perché io purtroppo appartengo a quel gruppo di persone che guardano anche nella realtà dei soldi che ci sono, pensando che lo Stato italiano ha circa 300 milioni messi da parte per le opere irrigue a livello nazionale, e che ne possa spendere per la senatrice De Pin 400 solo per quest'opera, ho dubbi. Certo, se riusciamo invece a mettere insieme tante cose, e quindi l'Europa, la Regione e lo Stato, forse per stralci funzionali, quello che si può partire, intanto iniziare ad andare avanti, altrimenti credo che i 4 anni fanno veloci a passare, molte opere ci vogliono 10-20 anni soltanto per arrivare alla fine, e molto più piccoli di questa, quindi rischiamo, se no veramente poi la gente giustamente ci scrive e dice non fate niente, solo chiacchiere. È anche giusto sollecitare, non essere così remissivi nei confronti però con concretezza andare a dire allora prendiamo questo lì e cominciamo a fare qualcosa. Se c'è una possibilità, perché altrimenti si rischia in mano, no? che parliamo per nulla. No, Rinuncini, è ora di spingere adesso. Assolutamente ora di spingere. Noi nel nostro piccolo come amministratori abbiamo fatto, proprio su suggerimento anche del senatore della Zuanna, abbiamo fatto come comuni rivieraschi del Brenta e del Bacchiglione, i consigli comunali hanno approvato praticamente, credo tutti, un ordine del giorno proprio per sollecitare la regione per continuare velocemente l'iter, insomma. Quando c'è una piena effettivamente io mi ritrovo, come diceva giustamente Alessandro, mi ritrovo nelle chiuse di Volta Barozzo a controllare se il piovego porta via l'acqua dal Bacchiglione e la scarica nel Brenta, e noi preghiamo sempre che non ci siano le due piene in contemporanea, no? Perché questo gioco, e quindi noi per capire quali sono gli effetti dalle chiuse di Volta Barozzo in poi dobbiamo pregare che il Brenta riceve e che il piovego scarichi, quindi quello è un po' per noi il punto, per esempio, di osservazione. L'idrovia andrebbe evidentemente in maniera forte invece a determinare, insomma, un aiuto notevolissimo, insomma, soprattutto per le portate che si diceva prima. A nord di Padova c'è una portata del Bacchiglione, a sud di Padova c'è un'altra, l'idrovia andrebbe a fare la differenza, e quindi è abbastanza matematico. Del Post questa cosa la spiega in 1 minuto e mezzo, insomma, in maniera molto semplice, semplicemente facendo due addizioni da seconda elementare. Certo. Ingegner Salvatore, l'idrovia andrebbe ad aggiungersi in quello che è la rete fluviale padovana come un toccasana. Certo, sicuramente anche l'ufficio, la regione, gli uffici del genio civile, anzi della sezione bacino Brenta-Bacchiglione sono consci di questo ulteriore apporto, se l'idrovia venisse utilizzata in qualche maniera, sia nell'immediato, come veniva ricordato prima, sia con il progetto o con la realizzazione appunto di questa sua nuova funzione. Anche sicuramente se comunque contribuisce proprio nel vero termine, nel vero senso della parola, contribuisce insieme a tutte le altre opere che si devono realizzare e che si stanno realizzando. Ruvolato, allora è il momento di spingere, lei diceva? Senz'altro, è il momento bisogna farla, cioè, è stato spinto finora e continuiamo a spingerla. Quindi adesso la prossima verifica è vedere come si comporterà la Regione. Voi continuerete a tenere sotto controllo? Sì, perché noi non vorremmo che a un certo punto ne uscisse un progetto che dopo diventa irrealizzabile, per cui lo scartano e dicono non si può fare perché costa tanto, perché ci sono molte difficoltà, quindi loro formalmente avrebbero ascoltato le nostre richieste, però di fatto bloccano l'iter. Però quel che più preoccupa è che la gente continua a costruire, si continua a
a edificare anche nelle zone a rischio idraulico. Cioè i vari sindaci con le varianti, i piani regolatori, cioè i piani ai PAT, ai patti, al piano degli interventi, al piano del sindaco, eccetera, fanno varianti tali che consentono di edificare laddove non si dovrebbe edificare. E questo qui lo fanno usando espedienti chiamati piano di invarianza idraulica, di compatibilità idraulica, però di fatti quando non succedono inconvenienti nelle zone a rischio idraulico si va sotto acqua in base a tutti gli studi fatti sulla carta. Ora, tutto questo avviene mentre a Genova, al convegno nazionale dei geologi, il dottor De Angelis, capo della sezione del governo che cura, Renzi l'ha chiamata Italia Sicura, quindi questo che è un funzionario dell'unità di missione di Palazzo Chigi, Italia Sicura, dice che costa meno a spostare certi insediamenti dalle zone a rischio idraulico che non i danni. Cioè, quindi dice, è previsto un fondo per la dice questo funzionario, la mano destra di Renzi, è previsto un fondo per la delocalizzazione, ci saranno incentivi al piano di intervento nazionale di prevenzione che sarà presentato l'11 novembre qui a Pecco. Prossimo. Quindi sarebbe una soluzione abbastanza... Dio mio, non so se ci sia... sarebbe ottimale, no? Cosa dice lei? Quindi il Presidente... Una soluzione... cioè, questo qui, guardi, non so, se la regia riesce a inquadrare questo... Via la gente dalle aree a rischio idrogeologico. Si potrebbe fare anche per chi ha la casa sulle pendici dei vulcani. Ecco, non lo so. Comunque... Cioè, comunque il fatto è che lamentano che manca una legge sulla difesa del suolo, che le progettazioni devono essere compatibili con la realtà territoriale, e conclude dicendo, questo è il presidente dei geologi, ci vuole un cambio di mentalità, occorre che i cittadini diano una forte spinta alla classe politica. Se scendono in piazza contro inceneritori e discarichi, devono capire che anche il dissesto minaccia la salute. Certo. Professor Casen, effettivamente, forse cioè, quello che si costruisce di nuovo dovrebbe essere costruito in zone sicure. Sì, bisogna vedere cosa intendiamo per zone sicure, perché, insomma, come diceva prima l'ingegnere, cioè, poi arriva, adesso si chiama bomba d'acqua, arriva il temporale fuori misura e quella te lo prendi e succede quello che succede. Non è che siamo immuni. Sì, però se costruiamo le case con i garage interrati piuttosto che magari... Ma diciamo, riprendiamo in mano il territorio, è già un bel passo avanti. Cioè rimettiamo il territorio così come era una volta, che poi l'abbiamo abbandonato. Ma quello che io osservavo in tutti questi discorsi, allora dobbiamo fare la riunione dei comuni, poi faremo quelle cose là. Se un'azienda ragionasse in questa maniera sarebbe già morta prima di decollare. Allora normalmente si dice questa cosa in quanto tempo è necessaria per evitare il calcolo probabilistico che succeda ancora, perché se io lo faccio tra 20 anni è probabile che succeda ancora, se lo faccio tra 3 anni le probabilità diminuiscono, prima cosa. Quindi devo stabilire, la Torre Eiffel l'hanno fatto in 4 anni e non vi dico la tecnologia dell'epoca per farla, era banale, cioè rispetto a quello che stiamo facendo adesso. E stiamo ancora, dopo 4 anni, stiamo ancora a parlare che forse abbiamo, se ci sono le risorse e se succede di nuovo, lo Stato tirerà fuori altri 300-400 milioni di euro e così finalmente questa idrovia non si farà mai più. Allora, se invece cominciamo a ragionare, bisogna farla entro 4 anni, andiamo in cerca delle risorse, i cittadini, se noi motiviamo i cittadini con certezze, i cittadini tirano fuori volentieri i soldi, non si fanno togliere come dalle sanguisughe il denaro dalle tasche per non sapere dove va a finire. È tempo che basta. Non è che possiamo andare avanti in eterno in questa maniera. Noi paghiamo il 67% di tasse, cioè vuol dire che passiamo la maggior parte dell'anno per pagare le tasse e forse se uno non si spara, qualche imprenditore si spara, forse riesce perfino a guadagnare. Ma che senso ha?
È un'Italia che va alla rovescia, va a marcia indietro, sperando di arrivare ad andare a marcia avanti. Stabilite 4 anni per fare questa cosa, vi riunite e non esce dalla stanza nessuno come fanno i conclavi se prima non è stato deciso. È proprio così. Basta, cosa riunioni facciamo, tutto si scrive, si passano carte, una montagna di carte. Scusi, ma siamo uno Stato di diritto, cioè non abbiamo la facoltà noi di fare questa cosa. No, siamo nello Stato del rovescio, siamo nello Stato del come vogliamo, per cui non possiamo continuamente utilizzare queste tecniche dilatorie, perché se no ci ritroviamo tra 1 anno, 2 anni, 5 anni, punto a capo, e allora rifaremo questi documentari, ci piangeremo sopra, diremo che bisogna farlo perché non l'abbiamo fatto prima, no, poi è sempre colpa di qualcuno perché prende dei provvedimenti e non è giusto questo, E allora bisogna che giorno per giorno le cose vadano fatte e diano contezza ai cittadini. Giorno per giorno abbiamo fatto questo, poi abbiamo fatto questo, poi abbiamo fatto questo. E siamo stabiliti i termini, stiamo in tempo per farlo. Allora, ci sono 50 milioni. Bene, cominciamo con 50 milioni, facciamo un pezzo di idrovia. No? E facciamo stralci esecutivi. Un pezzettino. Dopo altri 50 milioni. Ma bisogna che ci sia una carica emotiva sotto, perché l'economia è fatta di neuroni, si chiama neuroeconomia, non esiste altro tipo di economia. Cioè se uno è motivato le cose succedono, se non è motivato si ferma il mondo. Certo. Sarebbe già partita, sa? Certo, ma scusate, se ci fosse una persona, un imprenditore, non quello che è del Mose, perché lì sono imprenditori ad hoc, no? Seminano e raccolgono solo loro, no? Ma con una mentalità imprenditoriale. Ma deve essere il presidente della regione, il presidente della provincia, il presidente dei sindaci che si mettono attorno e stabiliscono, cascasse il mondo, questa roba va fatta. La facciamo. Porca miseria. La facciamo. Francesco Veronese, lei cosa ne pensa? Come linea di pensiero? Sarebbe auspicabile, no? Sì. Fantascienza. A tutti piacerebbe semplificare le cose. In realtà io vedo nella professione ogni volta che c'è una legge che semplifica si complicano le cose. Bisognerebbe proprio che qualcuno si mettesse là e cercasse di evitare controlli che non servono, invece fare i controlli veri, perché dopo, con tutto per dire, tutta la normativa antimafia, non penso abbiamo beccato tanti mafiosi con quel tipo di controlli, ma quando uno va per aggiudicare un appalto deve fare tutta una serie di verifiche, domandare in giro, eccetera, eccetera, che delle volte in certi casi richiede mesi per fare questo. Adesso pare che ci sia una nuova procedura, speriamo bene, e così. Per cui anche la burocrazia, sarò poco popolare, ma la burocrazia è necessaria, è che talmente la connotiamo con un termine negativo, nel senso che noi vediamo gli appesantimenti conseguenti a burocrazia, perché l'alternativa a burocrazia è il far west, ognuno fa quello che vuole, no? Invece mettere in fila le cose e farle, noi in Italia questa cosa non riusciamo proprio a digerirla, un po' abbiamo, io dico, l'orticaria rispetto alla programmazione, no? Perché siamo un po' estemporanei, un po' troppo. Ecco, se posso, comunque in merito all'idrovia, il problema fino ad oggi non è di tipo burocratico, è un problema di scelte politiche, cioè diciamolo chiaramente, fino ad oggi non si è voluto andare avanti, d'oggi in poi forse è cambiato il passo, questo lo stiamo verificando, il professor Casi, lo vedremo. Diceva, allora decidiamo di farla, facciamola. Però dipendesse da noi, dipendesse dai comitati, dai sindaci che abbiamo qui, sarebbe già ampiamente completato, o dei tecnici che ovviamente eseguono. Signor Salvatore, voi avete a che fare con la burocrazia, non poco. La fanno loro. Non la facciamo noi, Ruvolata, la burocrazia inventa il legislatore, non la inventiamo noi applichiamo la norma. Noi siamo i tecnici, non abbiamo possibilità di scelta, noi facciamo quello che ci dicono. Se qualcuno ci dà 600 milioni per fare l'idrovia, noi facciamo l'idrovia. Ma nessuno ci ha mai dato 600 milioni per fare l'idrovia. Molto probabilmente per spendere 600 milioni ci vogliono anni, oggi come oggi non riusciamo. Però vorrei riprendere l'intervista in cui ha parlato anche il sindaco Variati. Il sindaco Variati, a mio giudizio, forse ha frainteso, diceva noi in Italia ci riferiamo ancora a regole arcaiche, eccetera.
non voglio sempre rimpiangere il passato, però le regole arcaiche sono quelle che ancora sono in vigore, sono quelle chiare, certe. Noi nel nostro mestiere applichiamo una norma che risale al 1904, che è chiara e limpida, o si fa o non si fa, o è permesso o è vietato. Tutte le norme che sono venute fuori, il professore lo ricordava, a volte contrastano tra di loro. Il povero tecnico che deve applicarle, ahimè, ne deve venire fuori, e ne deve venire fuori in maniera lecita e legale soprattutto, senza creare illeciti e senza creare situazioni di imbarazzo sia per il privato che lo viene a chiedere, sia per l'amministrazione che lo deve fare. E la difficoltà è questa, il male della burocrazia è questo, perché la burocrazia, come diceva l'ingegner Veronese, serve, dà delle regole, è la patologia della burocrazia che dà fastidio, che fa male a tutti noi. A noi per primi, perché noi siamo quelli che siamo in trincea e siamo quelli che veniamo ovviamente messi davanti a tutti. No, come ho detto all'inizio della trasmissione, voi siete gli esecutori, no? Noi siamo alla fine, degli però esecutori. dovete tenervi alle regole. Sicuramente sì. Le regole sono a volte contraddittorie e questo implica... Ma il cambiamento di cultura, secondo me, che deve venire su questo forse... Cioè, ci vuole la cultura non del rispetto di certe regole, che questo va fatto, ma dell'obiettivo. Perché se uno vuole in un lavoro inchiodare tutto, ci mette 3 secondi. Domando il parere, questo mi dice, questo mi torna, questo mi fa, questo l'ho detto io, mi fa causa, aspetto, il tal mi ha detto qua. Cioè, ma è evidente che uno ha dei paletti intorno che deve rispettare, perché non possiamo, si diceva, ma deve essere il punto a cui si mira. Che cosa vogliamo fare? Se uno deve fare una certa cosa, deve attrezzarsi per raggiungere quell'obiettivo lì. Adesso forse è un termine un po' così, ma delle volte ci si gira intorno senza raggiungere la cosa. Sull'idrovia molto probabilmente la spinta che viene data, il professore si augura che non sia necessaria, no? Ma da noi funziona così, nel senso che bisogna che ci sia il consenso intorno a certa opera, per cui allora viene fatta. In realtà questo è quello che è mancato anche, perché mentre adesso sta crescendo molto probabilmente tutta una serie di energie che sono enormi per spingere una cosa, però adesso c'è, e qualche tempo fa non se ne parlava di completarla, rimaneva là. Fra l'altro stiamo attenti a fare le cose per lotti funzionali come l'idrovia, come è stata fatta, una buca, un cavalcavia sul mais, una chiusa che è già tutta rotta, cioè queste robe qua. Se facciamo le cose bisogna avere l'idea di farle e farle veramente funzionali, non pezzi di stagno avanzarla in mezzo. di 1 chilometro non serve molto, insomma va completata assolutamente come opera pur se come cassa non è che servono 600 milioni, perché per realizzarla comunque uno ci vorranno 2 o 3 anni minimo di lavoro, certo. Non è che uno lo fa in un momento. Rinuncini, è la politica che manca di concretezza in tutto questo? Se lo chiede ai sindaci, secondo me... Lo chiedo al sindaco, no? Abbiamo parlato di burocrazia, stiamo cercando di capire come si possono fare le cose, però effettivamente poi alla fine il nocciolo della questione arriva lì, allora lo chiedo al primo cittadino, no? Perché anche voi avete sbattuto il naso. Lo sbattiamo quotidianamente perché oltre a stasera c'è un tema interessante, ma domani mattina o lunedì mattina noi abbiamo il tema della sicurezza, per esempio degli stabili scolastici per quanto riguarda l'aspetto sismico, no? Quindi tu hai la responsabilità civile, penale, eccetera, ma soprattutto morale nei confronti dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi, hai le risorse per sistemare le scuole e un patto di stabilità che non ti consente di sistemarle, un esempio tra i tanti, no? Oppure comunque le scuole che non sono... Cioè ogni azione che noi ci ritroviamo a fare è pur moralmente, economicamente sostenibile, quindi siamo addirittura qui fuori dall'idrovia dove manca l'economicamente, noi siamo moralmente e economicamente sostenibile, ma c'è l'aspetto giuridico, cioè della legge che non ti consente di poter fare questa cosa, e ci ritroviamo ancora Lei sarebbe dell'idea, appunto come quello che diceva prima il professor Casen, della serie mettiamoci
ponendosi l'obiettivo, poi come ogni sindaci tanto anche io sì, no? il desiderio, mi sveglio col desiderio di fare il podestà, voglio dire, no? So che magari non è così, però ogni tanto quando uno fa il sindaco c'ha qualche 5 minuti dove c'è un po' meno democrazia, un po' meno burocrazia e maggiori decisioni. Questo è quello che ti viene voglia, ma perché è una cosa assolutamente naturale, non perché si abbiano tante, ma perché vuoi arrivare al risultato in maniera immediata. Quindi la volontà di fare c'è. La volontà di fare c'è tanta e le assicuro che il mal di pancia o le frustrazioni anche che viviamo quotidianamente sono tantissime. Bisato, lei lo stesso condivide? Io mi associo in pieno, non potrei fare altrimenti, nel senso cerco di far sintesi anche quello che mi ha mosso i vari commenti. Allora, un problema complesso io non penso che abbia mai una risposta semplice che taglia a fette la questione, quindi di per sé questo era un tema talmente ampio, non quello dell'idrovia, ma della gestione della risorsa idrografica, che non è semplice ricondurlo a 3 concetti: in 4 anni facciamo questo o facciamo l'altro. Certamente su questo, quindi detto che è un problema complesso, tanto attiene alle scelte politiche, cioè a un certo punto se viene fuori la volontà di fare una cosa, sì, man mano si trovano le risorse, la burocrazia, che anch'io condivido, non è un orpello a priori, lo diventa poi in necessità e urgenza, allora certamente non riesci a fare le cose, però se le programmi ci metterà 3 anni l'opera pubblica, ma arriva. Nel nostro piccolo noi subiamo sta ansia giornaliera di vedere che da un progetto preliminare all'esecutivo passa una marea di tempo. È chiaro però che se non lo interrompi come volontà politica arriva, quindi è l'inerzia di questi anni che ci porta a ragionare su un'opera che probabilmente avremmo già in essere. Non so se ho sintetizzato bene, cioè come a dire, è vero, c'è un problema di fondo, troviamo le risorse, le troviamo, è difficile trovarle, ma se non hai prima la volontà di farla, le risorse diventa un problema del 3 giorni dopo, non del giorno dopo. Quindi è importante che i comitati, i territori, perché i sindaci su questo penso che siano assolutamente sullo stesso fronte dei comitati. Io tante volte, anche nel nostro locale, noi ci troviamo a dibattere con qualche comitato che pensa di avere come contraltare il sindaco. Ma quasi mai il sindaco è contraltare a quel comitato. Vorrebbe fare il capofila per raggiungere l'obiettivo. Poi però ci sta dietro tutta una filiera di decisioni che non dipendono tante volte dal territorio. Quindi noi dobbiamo avere la forza critica e morale di tenere questo problema alto, in modo che la regione, l'assessore, chi di competenza ritenga che in quel territorio specifico, che è il padovano e il veneziano, come dire, se devo metterli in fila le cose che si aspettano quei territori, non dico che il primo, ma sarà il secondo, è l'idrovia. Non so se mi avete capito in quanto volevo dire. Certo, è stato chiarissimo. Ruvolato, allora, a 4 anni dall'ultima alluvione oggi si sente più sicuro? No, abbiamo maggior paura. Anzi, dal momento che c'è qui il sindaco di Noventa che praticamente è assessore provinciale, vorrei chiedere... Consigliere delegato. Una volta li chiamavo assessore. Allora vorrei chiedere se potesse contribuire al completamento, il Dipartimento di Idraulica dell'Università di Padova ha realizzato uno studio di previsione delle piene e delle alluvioni con un lungo margine di anticipo, però l'ha eseguito nel tratto finanziato da Rotary solo da Longare fino a Padova. Mancano i soldi, perché i ricercatori bisogna pagarli, da Padova a Pontelongo, a Corezzola. Se potreste finanziare questo studio sarebbe una bella cosa, in modo che dareste la possibilità alla gente di scappare prima che arrivi il morto. Questa è una cosa. Avevamo parlato dopo di protezione civile. Mi attiro l'ira di qualcuno anche sulla protezione civile. L'ingegnere deve essere breve perché siamo addirittura brevissimo. L'ingegnere Salvatore ha detto che noi siamo abituati a vedere la protezione civile come un qualcosa che interviene dopo. Va bene, è vero purtroppo. Però abbiamo protezione civile comunale, provinciale, regionale, nazionale, eccetera, che ci sono un sacco di costi. Ogni gruppo ha mezzi e macchine fermi nei magazzini che non servono niente.
dovrebbe essere riorganizzata. Ecco, no, io proporrei a Renzi di eliminarla. Scusate, qui mi attiro l'ira di molti, ma lo dico con responsabilità civica. Quei mezzi, quei soldi che danno alla protezione civile li diano ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia, che sono attrezzati, che sono addestrati per intervenire. La protezione civile non può intervenire, non può fare certi atti perché non è assicurata, non ha la forza, c'è gente anziana, eccetera. Io ricordo, a proposito di alluvione, nel 1966 che è successa una bella alluvione, non c'era la protezione civile come quella che c'è adesso, quella che chiamano protezione civile. Orbene, hanno usato il battaglione mobile, il secondo battaglione mobile della Celere di Padova, in 2 ore l'hanno trasformato in battaglione mobile di pronto soccorso con tanto di barche, eccetera. E come hanno lavorato e hanno salvato la gente. Benissimo. Questo chiedo, quindi se ci sono soldi da spendere, quindi comunque, ecco, avere un corpo specializzato, non dare il fuoristrada al comune che radopera nella sagra di paese con gli uomini che fanno i mobieri. Possiamo rispondere, Ingegner Salvatore, vuole rispondere lei? Cioè, allora, non è una proposta comunque quella di dicono, invece di avere dei volontari cerchiamo di avere un corpo più... La protezione civile viene definita come un sistema complesso di tipo aperto. Sistema complesso perché deve affrontare diverse tipologie di emergenza, di prevenzione, di progettazione, eccetera, di tipo aperto perché ha bisogno delle professionalità di diversa natura. I vigili del fuoco sono specializzati sul soccorso tecnico urgente. Non c'è un vulcanologo nei vigili del fuoco, molto probabilmente neanche in regione, ma c'è magari nella regione Sicilia c'è, nella regione Campania c'è. Quello che voglio dire è che la gestione di un'emergenza non è di un'emergenza, in questo caso idraulica, non è uguale al soccorso tecnico urgente, perché nella gestione di un'emergenza ci sono tanti aspetti. Ne faccio uno semplicissimo. Nell'emergenza il sindaco si trova a gestire un'alluvione. Al sindaco dobbiamo suggerire dove andare a prendere i soldi, per esempio, nell'immediato per fare gli interventi di somma urgenza. Molto probabilmente nel suo bilancio il comune non ce li ha, e allora ci deve essere qualche suggeritore che al sindaco dica: quei soldi che ti servono in questo preciso istante per quella finalità li puoi trovare in regione, in quella struttura, in provincia, in quella struttura, allo Stato o ai carabinieri o ai vigili del fuoco. La gestione di un'emergenza, che è sempre complessa, perché non è solo spegnere un incendio. Lo stesso spegnere un incendio, se è importante, è complicato perché bisogna fermare il traffico, trovare dei percorsi alternativi, occuparsi dell'eventuale inquinamento atmosferico perché sono dei fumi tossici, eccetera. Quindi dare tutto in mano ai vigili del fuoco potrei essere anche d'accordo, però allora i vigili del fuoco devono cambiare la loro struttura. Devono dotarsi di tutta una serie di competenze e non danno non l'innecessario, l'indispensabile, manca alle forze armate. Ma le forze armate non sono più quelle di una volta. Noi abbiamo neanche 100.000 soldati. Una volta ne avevamo di più. Adesso sono in numero inferiore agli operari della FIAT. In Siria, vanno a salvare in Afghanistan, in Italia non vengono a salvare niente. Seconda cosa, protezione civile, l'Aquila che fine ha fatto? Cioè, non so, quella era protezione civile, mi sembra, no? O no? O forse era un altro paese, hanno costruito delle case che dopo 4 anni, record mondiale, stanno crollando da sole. Comunque 5 anni, non sono riusciti a stare in piedi 5 anni. Cioè, forse quella è la necessità di avere un corpo comunque specializzato per intervenire. Allora, scusate, per gestire il territorio va demandato ai sindaci, alle province, come si chiameranno, il compito di gestire il territorio, perché da Roma e dagli enti che diventano. La protezione civile era una entità funzionante, l'hanno distrutta, non funziona più. Allora quando una cosa non funziona più la mandiamo a casa e ne facciamo un'altra di nuova, perché non ci prendiamo in giro su queste cose qua. Non posso accettare che mi venite a dire che la protezione civile è funzionale a qualcosa. Oggi non funziona più. E ne abbiamo avuto dimostrazione, e ne abbiamo avuto dimostrazione nei casi estremi. Non ha funzionato, allora prendiamo
prendiamo i vigili del fuoco di Padova e li addestriamo, perché se succede a Padova si risolve a Padova, e poi i vigili del fuoco di Treviso verranno a aiutare quelli di Padova se sarà necessario. Ma che questa cosa sia alla Maddalena, la protezione civile cosa ha fatto alla Maddalena? Non vorrei essere frainteso, io ho detto che siano i vigili del fuoco, che siano vestiti di giallo, di rosso, non è questo l'importante è, come ha detto, le funzioni. Ma se nel bilancio di protezione civile per gli interventi di emergenza, non per gli interventi, nel Fondo Nazionale di Protezione Civile quest'anno sono stati messi 70 milioni, il povero Gabrielli, il prefetto Gabrielli, con 70 milioni non copre neanche la metà dei danni di Genova. E questa non è una scelta di Gabrielli o della protezione civile, questa è una scelta politica. Sì. Certo. C'era Rinucci. Dopo lo dirà lui, perché la mia è inserita in questo. Volevo dire una cosa positivissima. L'unico che ha risposto a tutte le nostre lettere che abbiamo mandato come alluvionati è stato il prefetto Gabrielli. Io sono convinta che con il prefetto Gabrielli la protezione civile cambierà e ritornerà ad essere quella di Zamberletti, che è stata una grande protezione civile. Certo. Sono convinta di questo. Mi premeva distinguere proprio la differenza fra quella nazionale e le nostre protezioni civili locali formate da volontari che francamente noi sindaci nei momenti di emergenza, io credo che se dovessimo aspettare, con tutto il rispetto dei vigili del fuoco che sono pagati, che hanno i loro turni, e che devono arrivare non siamo nel Trentino dove ogni comune ha la sua casermetta con i volontari, perché il principio dei vigili del fuoco trentino mi va benissimo, applichiamo quel principio da noi che è identico alla nostra protezione civile locale. Questo è il sindaco con un messaggino condivido. In 5 minuti, 10 minuti ai primi volontari che sono già nei posti. Francamente, se venisse abolito tutto questo sarei molto preoccupato, che si chiamino, ma con la struttura, quella del Trentino, per il vigili del fuoco, non nella struttura che abbiamo noi. Con l'occasione, siccome siamo verso la fine, se mi posso permettere, un ringraziamento per la serata, perché per noi soprattutto è un'occasione, insomma, per ritornare a bomba su tematiche che non vogliamo che vengano dimenticate. Sicuramente, come diceva Zamboni, è importante durante questo periodo. Anzi, c'è da augurarsi che anche la protezione civile possa essere disoccupata, no? Assolutamente. L'ultima cosa, oltre all'iniziativa dell'8, noi a Ponte San Nicolò il 3 lunedì sera abbiamo una serata organizzata proprio dal consigliere delegato per sicurezza idraulica, un giovane eletto qualche mese fa che abita lì, che è stato un alluvionato, e ha organizzato proprio per il quarto anniversario una serata che si chiama Sicurezza idrogeologica ieri, oggi e domani. Ieri testimoni del 2010, oggi abbiamo Zamboni e il nostro coordinatore di protezione civile, e per domani l'ingegner Dorigo e il geometra Caparotto del Genio Civile, e appunto abbiamo chiesto la disponibilità del consigliere del delegato della provincia di Padova, assessore Bisatto, per quanto riguarda, quindi anche per noi una serata proprio per guardare avanti rispetto alla sicurezza idrogeologica. Salvatore, la risposta è scontata, però ai telespettatori cosa diciamo? Siamo un po' più sicuri oggi? Lo sforzo è quello di abbassare, come dicevo prima, lo sforzo è quello di abbassare il rischio, che non sarà mai zero, ma tutti questi interventi finanziati, da finanziare, il libro dei sogni c'è, bisogna solo realizzare, ma tende sempre a diminuire, a mitigare, come si dice, il rischio. Certo. Zamboni, ricordiamo l'appuntamento dell'8 novembre invece? Sì, sabato 8 novembre siamo a Noventa con i sindaci, con una serie di invitati anche a livello politico nazionale, perché noi chiediamo loro delle risposte in merito a queste problematiche. E in realtà il coinvolgimento per quanto riguarda il progetto idrovia e la manutenzione deve essere di carattere nazionale, non scordiamocelo. Tornando un attimo, e che diventino degli obiettivi da portare a termine, per quanto riguarda i soldi, che è la cosa fondamentale, ci sono 2 risoluzioni europee che dicono che i soldi ci sono. La prima è una domanda retorica che ha fatto un allora che non è più in Europa, Zanoni, ha chiesto all'Europa perché non ci finanziate l'idrovia. La risposta retorica è stata: nessuno ci ha chiesto, non c'è un progetto, non c'è un progetto. Quindi c'è questa possibilità di avere questi soldi. Seconda risoluzione, l'Europa ha riconosciuto all'idrovia, alla potenzialità idrovia, l'abbassamento del CO2, quindi la possibilità di essere un'opera dal punto di vista idrogeologico, ma come finanziamento di navigazione, che può essere
con un progetto adeguato finanziata. Quindi i soldi ci sono a disposizione. Certo. Noi non riusciamo ad averli, non riusciamo ad avere questi finanziamenti europei. A livello italiano andiamo a Roma, cioè deve esserci una deroga precisa per il patto di stabilità. Questo si può ottenere solo con una totale unità, come dicevo prima, cioè noi, tutti gli attori in campo, a partire dai primi cittadini, ai senatori, a tutte le persone che credono in questo Veneto, devono con Zaia unire le forze, andare a Roma e dire... E questo è lo scopo dell'appuntamento. Assolutamente sì, cioè noi cerchiamo come comitato, come comitati riuniti, di unire le forze per essere più forti, per chiedere queste opere fondamentali, che siano idrovia o che siano manutenzione ordinaria e straordinaria. Ministro D'Ascanio, lei sul fronte idrogeologico si sente un po' più sicuro? Sappiamo che quello che è stato fatto, diciamo, ha quantomeno ripristinato le condizioni preesistenti. Io mi auguro anche che qualcosa in più sia avvenuto, però non ne abbiamo certezza. Però, ad esempio con gli impianti di laminazione, qualcosa in più sicuramente avremo, quindi in questo credo. Però, insisto, bisogna anche andare avanti, questo non riguarda normalmente i grandi fiumi, anche col discorso di cultura generale, cioè un cambiamento. Noi rappresentiamo agricoltori, vivono della terra e conoscono le dinamiche dell'acqua e l'importanza di tenere curato il territorio. Credo che questo vada trasferito anche a tutta la restante parte della società. Non deve servire, ripeto, l'evento tragico, ma deve essere un cambiamento anche di natura culturale, perché poi questo si traduce in maggiore spinta e convinzione, e quindi di fatto, siccome i politici poi sono espressione nostra, anche nei politici sarà presente questa sensibilità, perché è solo questo. Professor Casen, bisogna spingere sull'acceleratore? Chiediamo delle date e mettiamo delle persone competenti che trovino i soldi. Se è vero che io mi sono informato, si possono avere dall'Europa risorse per fare quest'opera. Quante ne occorrono non lo so, fate un progetto, stabilite i costi, i tempi e dopo si corre per arrivare a quella meta. Non è che possiamo pensare o organizzare come non fare le cose, pensiamo come farle le cose, è estremamente semplice. Anche perché non ci si può trovare ogni volta che piove un po' di più. No, che non ci troviamo con Genova 2, no, certo. Non esiste una cosa di questo genere. Abbiamo parlato e magari per carità facciamo le corna, ma a breve succede un altro disastro, perché? Beh, già la settimana prossima in arrivo una nuova perturbazione ma che sì, ma si annuncia piuttosto intensa. Non possiamo continuare a parlare, con le parole non si risolve niente. Bisogna trovarsi attorno a un tavolo, darsi dei tempi e verificare su questi tempi se ci sta tutto. Le risorse io sono convinto che si trovano. Certo, si può fare, se si vuole si può fare. Grazie agli ospiti in studio per essere stati qua, per il loro contributo a questo nostro confronto, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito da casa. Noi venerdì prossimo siamo di nuovo qua e vi aspettiamo. Buon proseguimento di serata, arrivederci. Arrivederci.